Clima teso, 7 ore di assemblea infuocata, alla fine con percentuali superiori al 90%, i soci rimasti di Veneto Banca hanno approvato il bilancio d'esercizio 2014 ed il deprezzamento delle azioni di oltre il 22%, un esito atteso nonostante i momenti di rabbia in sala e sul palco, soprattutto da parte dei piccoli azionisti, quelli che hanno investito i risparmi di una vita, magari il TFR, ed ora non riescono a vendere le quote e monetizzare. Alla fine comunque la svalutazione è stata approvata a stragrande maggioranza, anche perché alternative ce n'erano ben poche, e l'obiettivo anche di chi, come l'associazione degli azionisti, difende proprio i risparmiatori è quello di evitare il panico. La sorte dei soci, degli azionisti, è per forza legata alla sorte di Veneto Banca, quindi mollare Veneto Banca adesso significa fare Karachiri. Sulla svalutazione delle azioni il Movimento Consumatori ha presentato un esposto alla Procura di Roma. La Diconsum sta aiutando i soci a verificare se le azioni in loro possesso siano state vendute correttamente. Nel caso, cosa che abbiamo già riscontrato, ci siano delle irregolarità, noi chiameremo la banca a rispondere per annullare il contratto e quindi restituire i soldi, che non è la vendita, è proprio contratto sbagliato, ti ridò i tuoi soldi. Un problema, quello dell'invendibilità delle azioni, ben presente ai vertici dell'istituto di credito e che è stato al centro dell'intervento di numerosi soci. Ci sono due tipologie: chi ne ha davvero bisogno in termini di vita corrente, no? Di vita personale, in qualche caso anche abbinata a problemi di malattie, no? Chi ha timore che la banca possa chissà che cosa, no? E quindi vorrebbe dismettere in vista di altre alternative di investimento. Una sola la soluzione, secondo il presidente di Veneto Banca. La risposta che diamo noi è che il vero modo per impattare è ritornare al reddito. Cioè, se produci utile aumenta la domanda dell'azione e questa situazione sbilanciata sulla vendita potrebbe rientrare. All'orizzonte intanto c'è anche la trasformazione da Popolare in SPA e le eventuali ipotesi di fusione. I soci si ritroveranno probabilmente in autunno per una nuova assemblea straordinaria.